Buongiorno da Albarella, coloratissime e grandi sculture di animali invadono l'isola di Albarella nel parco del Delta del Po. Sono rane, lupi, elefanti, coccodrilli e chioccioli in plastica rigenerata, esposti sull'isola dall'8 aprile, appunto oggi, al 31 luglio con la mostra di Cracking Art. Le installazioni affrontano i temi dell'arte, della rigenerazione e dell'ecosostenibilità. Il movimento Cracking Art, attivo con oltre 500 installazioni in tutto il mondo, si trovano nei territori sensibili ai temi della tutela dell'ambiente e quale miglior sito che la stupenda isola di Albarella. Presenti, oltre al direttore Mauro Rosatti, l'assessore di Rosolina Stefano Gazzolla, il senatore Bartolomeo Amidei, per la comunione Andrea Cavallari e il sottotenente Sandro Micello. La giornata presentata come al solito magistralmente da Alessandra Capato. Capiamo a questo punto cos'è la Cracking Art dalle parole di Paolo Bertinardi e dell'artista Alex Angi. Grazie a tutti di essere qua ad ammirare appunto le opere di Cracking Art e grazie ad Albarella che ci ha ospitato in questa invasione pacifica di colore. Grazie Alessandra, grazie Mauro che ci avete supportato e sopportato durante questa installazione. Cos'è Cracking Art? Cracking Art è un movimento artistico che è nato nel 1993. Quello che realizziamo installazioni artistiche fatte di animali giganti, sovradimensionati, che stupiscono le persone. Il vero valore dell'installazione sono i bambini, sono le persone che interagiscono con l'installazione stessa, che giocano. Quando ero piccolino mio padre mi diceva non toccare quest'opera d'arte, quindi c'è sempre stato un timore reverenziale nei confronti dell'opera d'arte. L'arte di rottura, quindi di crack, che noi facciamo e diciamo interagisci, gioca con l'opera, percepisci l'arte, come quando eri un bambino. I bambini si rendono conto dell'arte, amano l'arte senza comunque percepirla, ma amandola. E questo è quello che dobbiamo fare noi, riscoprire un po' il fanciullino che c'è dentro di noi. Quando passiamo in città con pensieri, con lavoro in testa e vediamo una chiocciola gigante di 2,5 metri, rimaniamo stupiti, rimaniamo, come dire, con gioia, ci dà il sorriso ed è questo quello che noi vogliamo trasmettere. La nostra tela non è limitata dal quadro, la nostra tela è questo paesaggio bellissimo, questa arte che ci circonda, quindi la nostra invasione di artificiale al naturale e viceversa dà un valore aggiunto sia all'arte di Cracking Art che al paesaggio stesso. Le nostre opere sono fatte di plastica, la plastica è vista come un materiale di secondo livello, un materiale negativo, un materiale da non utilizzare. Quello che diciamo noi invece, la plastica fa parte del nostro ambiente, dobbiamo saperla utilizzare, dobbiamo saperla rigenerare, dobbiamo saperla riutilizzare in un'ottica di economia circolare. Beh, allora prima di tutto grazie perché è un posto bellissimo, come abbiamo detto prima è il nostro scrigno, perché c'è proprio un, come si dice, un connubio, no? Ci siamo trovati. Poi spiegare l'installazione si può fare tipo le chiocciole, la rigenerazione, è proprio anche a livello non solo di materiale, anche a livello di idee, perché è quello che abbiamo voluto dare noi nel circolo degli anni, perché tutto è buono, basta solo a recuperare, che sia tutto. Poi vabbè, abbiamo il coccodrillo, abbiamo i lupi, che poi se volete facendo il giro ve le spiego tutte, che è più bello. Poi ho visto che avete una segnaletica bellissima, che la cosa più bella è quella è scoprirlo, perché meno parlo io meglio è. Io vi posso augurare una bellissima giornata, poi spiego un po'.